Tra la notte dell'8 e 9 agosto 1918, a bordo di un aereo, il tenente degli Arditi Alessandro Tandura, animato dal più ardente amor di patria, come scritto nella motivazione per l'assegnazione della medaglia d'oro al valor militare, si offriva per compiere una missione estremamente rischiosa. Venne lanciato con il paracadute sulle pendici del Col Visentin. Tandura, con questo atto di coraggio senza precedenti, è il primo paracadutista al mondo che si lancia in azione di guerra. Il tenente per 3 mesi svolgerà azione di spionaggio dal fronte occupato dagli austriaci. Sarà fatto prigioniero 2 volte, ma riuscirà sempre a scappare. Una storia incredibile che il comune di Vittorio Veneto, con il patrocinio dell'esercito italiano e dell'ambasciata britannica a Roma, ha deciso di ricordare nell'anniversario della Grande Guerra sotto la loggia del Museo della Battaglia, il prossimo sabato sera, in un concerto a ingresso gratuito. La città di Vittorio Veneto ha deciso di commemorare questo illustre concittadino con un concerto di musica classica aperto a tutti, ad ingresso libero, sotto la loggia del rinnovato Museo della Battaglia, una realtà anche simbolicamente straordinaria che è una location sicuramente suggestiva. Vivaldi, Albinoni, Bach, con l'orchestra da camera dei solisti di Radio Veneto 1, diretti dal maestro Giorgio Sini. Noi cerchiamo come mission di portare la musica classica tra la gente comune, quella che non è abituata ad andare al Comunale, quella che non è abituata ad andare alla Fenice oppure all'Arena di Verona. Come repertorio privilegiamo gli autori veneti, ma non disdegniamo i grandi autori internazionali. Un concerto a Vittorio Veneto in onore dell'eroe nella sua città natale. Per l'occasione le porte del Museo della Battaglia saranno aperte con una guida d'eccezione, il nipote Alessandro Valenti, sulle tracce del nonno.